Buonasera, ben ritrovati a tutti quanti voi, ben arrivato qui con noi in studio Stefano Zara, il nostro esperto di economia e finanza. Parliamo di territorio, parliamo di una realtà molto importante, strategica, un punto di riferimento per moltissimi risparmiatori che ha dato degli scossoni, ovvero la realtà di Veneto Banca. Cerchiamo di spiegare che cosa è successo, cosa sta succedendo a chi ha seguito sommariamente alcune notizie dai giornali oppure magari chi non l'ha prese bene, non ha compreso la dinamica, si è un po' spaventato perché c'è stato un trambusto, insomma, sì. Ci racconti un attimo. Ma diciamo, è un contesto molto italiano, diciamo che non entriamo proprio nello specifico perché tutte queste materie ancora di indagine, per senza dubbio, però giusto per capire. Però noi viviamo in un territorio in cui... è come Monte dei Paschi, non quanti hanno preso panico, sono andati corsi in banca. È bello che stai dicendo, perché abbiamo due banche importanti nel territorio, Veneto Banca e anche Popolare di Vicenza, ma parliamo di due banche che non sono quotate. Questo non è banale. E lei diceva che non è non è banale ed è importante sottolineare questo, in sostanza. A differenza, in un'azienda, in una società per azioni, chi comanda è quello che ha il più grande pacchetto di azioni, giusto? Quindi questa leadership non è statica, è dinamica, perché poi se qualcuno vuole comprare quella società o prendere il controllo di quella banca, cercherà di acquistare le azioni o di coalizzarsi con un altro che la vede come la vede lui e quindi ci si mette assieme e si dà un indirizzo a quell'azienda o a quella banca. Nelle banche non quotate il principio è quello di una testa un voto. Quindi, questo fa sì che non ci sia passaggio azionario, si possono creare delle cordate, dei gruppi di controllo che per molto tempo possono, come è successo, possono controllare quella società o quell'azienda. Questo non crea ricambio, fa sì che certe scelte, la cosa che leggendo i giornali si è intraveduta è che ci sia stata nel tempo una certa cristallizzazione nei rapporti, ossia chi gestiva, chi comandava la governance, usando un termine molto di moda, è sempre stata quella, si è creato una commistione non sana tra primaria clientela e chi comandava in quella realtà. Tu sei amico, mi aiuti nelle assemblee, io ti agevolo nella concessione di linee di credito. E adesso allora che cosa è successo? Adesso questa riforma delle banche popolari che dovrebbe portarle tutte... Che non è stata vista tanto bene. Non è stata vista bene perché chi perde la carrega ovviamente non ha piacere. Quindi era doveroso farla. Era doveroso farla, ma sì, viva Dio. Non esiste esercitare un'attività così delicata, così importante, lo possa fare in maniera diversa dagli altri. Si gioca in uno stesso campionato, bisogna rispettare le stesse regole, ecco. Quindi banche... Ma non è vero che saranno più lontane dai cittadini allora in questo modo? Non cambia assolutamente. Non cambia niente. Anzi, secondo me è il modo migliore per essere vicini alla trasparenza, il fatto di condividere le stesse regole in qualsiasi contesto aziendale o cooperativo o altro è solo positivo. E tornando al punto l'ho un po' allontanato dalla questione. Ma la cosa che più, comunque alla luce di tutti i risparmiatori, è che le azioni di banche importanti negli ultimi anni sono state fortemente penalizzate e le azioni di queste banche, tra virgolette, non quotate, non ne abbiano risentito, almeno in minima parte. Questo non era logico prima, ha una sua ragion d'essere nel fatto che comunque, usando un bruttissimo termine, ma forse quel sistema di calcolo del prezzo dell'azione non aveva fondamento reale, non era, da una parte si dice non voglio far quotare le mie azioni perché il mercato è bizzarro, ma il mercato non è bizzarro, ha una sua logica. Il mercato premia le iniziative imprenditoriali, premia gli utili che riconosce in quelle iniziative imprenditoriali. Dire, soprattutto sono parole che sono uscite dalla bocca di un banchiere, non ha alcun senso. Non ha alcun senso perché tu in quel mercato ti misuri e lavori e quindi non so, per fortuna credo cambieranno le cose, insomma. Questo soprattutto ed esclusivo interesse dei risparmiatori. Quindi non devono preoccuparsi, non stare tranquilli. No. Benissimo, detto questo, almeno con una parola di tranquillità chiudiamo anche questo capitolo. Grazie Stefano Zara, grazie a voi di averci seguito. A domani.